Che idea si è fatto del territorio veneziano? Un territorio complesso, ma allo stesso tempo interessante. Nicola Conforti è il primo generale di brigata a ricoprire la carica di comandante provinciale dei Carabinieri di Venezia. Al comando generale è stato capo ufficio cooperazione internazionale e quindi vice capo secondo reparto, prendendo parte a missioni internazionali per conto delle Nazioni Unite in Bosnia e Erzegovina e in Libano. Arrivato in città da pochi giorni, è già al lavoro su uno dei fronti che generano più preoccupazione, soprattutto nell'entroterra veneziano. È innegabile che il traffico di stupefacenti e lo spaccio sia un qualcosa di, soprattutto su Mestre, evidente, per cui è sicuramente uno degli ambiti dove più cercheremo di incidere, soprattutto utilizzando le risorse che il Comando Legione Carabinieri Veneto ci ha messo a disposizione nell'ultimissimo periodo. L'infiltrazione prima e il radicamento poi della criminalità organizzata nel veneziano probabilmente non genera lo stesso allarme sociale di altri fenomeni, ma rappresenta comunque uno dei problemi più gravi e pericolosi per il territorio. Sicuramente la criminalità organizzata ha interessi laddove l'economia si muove e quindi è anche interesse a rimanere in una forma, diciamo, silenziosa, quindi meno visibile, meno percepibile, ma non per questo meno pericolosa. E questo sicuramente è un altro ambito di prioritario interesse che il Comando Provinciale Carabinieri di Venezia, con le proprie articolazioni specializzate, cercherà di affrontare nel migliore dei modi.